Paolo Pizzolato per Prima il Veneto. Buonasera Grazie. a tutti, buonasera direttore. Grazie davvero a tutti in un periodo particolarmente caldo, non solo dal punto di vista climatico, ma insomma anche dal punto di vista politico, con questa inchiesta di cui stanno parlando tutte le testate, anche tutte le testate nazionali. Ci sono state contestazioni al sindaco Luigi Brugnaro, che nonostante tutto il coinvolgimento nell'inchiesta con accuse pesanti come corruzione e appalti, inchiesta che ha portato all'arresto di Renato Boraso. Pizzolato, lei ha lavorato una vita nelle banche, si sa quanti sono e come sono proprio anche molto severi i controlli nelle banche, no? per evitare dei guai e per evitare che vengano compiuti dei reati. Lei conosce anche bene la pubblica amministrazione, come mai poi alla fine è sempre così facile, nonostante, o apparentemente facile, nonostante tutti i filtri, tutti i laccioli, anche burocratici, per alcuni poi riuscire, sempre ammesso che in questo caso di Boraso le accuse vengano poi risultino fondate. Però com'è possibile che poi ci sia sempre qualcuno che finisce bene o male con le mani nella marmellata? Allora, innanzitutto, purtroppo è una caratteristica del nostro paese. C'è poco da fare, non voglio offendere assolutamente nessuno, però è una caratteristica del nostro paese che succede anche negli altri paesi, però in maniera nettamente minore. Noi abbiamo questo tipo di problematiche, abbiamo pochi controlli, abbiamo la mafia che regna imperversa, non c'entra niente con questa, però bisogna dire anche questo. Certo che a me, come veneziano, logicamente dispiace di quello che è successo. Ho avuto l'occasione di incontrare Boraso in alcune puntate a Focus e non è nemmeno il fantasma di quello che è stato segnalato, diciamo, dalla magistratura. E mi dispiace anche per Brugnaro, che spero possa dimostrare la sua innocenza, per cui ne verrebbe fuori come un eroe. Ci sono alcuni però. Sì. Innanzitutto è iniziato tutto il 17 dicembre 2023, nel momento esatto in cui Report è andato a intervistare Vanin Claudio, scusa, che ha aperto una vera e propria autostrada per la magistratura, che da quello che si sa teneva sotto controllo questa cosa. Io oltretutto conosco personalmente molto bene anche Fabrizio Ormenese, di cui nessuno parla, però Fabrizio Ormenese, che è di Mira, affidato presso tutte le banche di Mira e presso tantissimi istituti bancari di Mestre e di Venezia, è un imprenditore grossissimo della provincia di Venezia che ha avuto notevoli problematiche con delle costruzioni fatte a Jesolo, fatte a Marcon di qua e di là, e che probabilmente era un po' sparito dalla circolazione, ma forse è venuto fuori in questo frangente perché aveva bisogno forse di mettere a posto alcune cose sue personali. Mi auguro che riesca a dimostrare la sua innocenza, perché non voglio colpevolizzare neanche lui, però finire in carcere, sinceramente, perdonatemi una battuta, quando io ero a Veneto Agricoltura nessuno è mai venuto a prendermi per portarmi via con le manette e la Guardia di Finanza non ha mai fatto indagini su Veneto Agricoltura, così come in tanti altri comuni che conosciamo perfettamente. E quello che dispiace è che nel comune di Venezia purtroppo siano coinvolti tantissimi dirigenti. I dirigenti non hanno stipendi da poco, per cui quello che ci si chiede è: va bene, Boraso è colpevole di questa cosa, sarà lui che dovrà dimostrare la sua innocenza. Non parlo neanche di Brugnaro, perché Brugnaro, se vorrà continuare a fare il sindaco, che lo faccia pure tranquillamente, sarà la magistratura che deciderà cosa dovrà fare. Però certe volte occupare posti di rilievo in barba alla povertà e a tanta gente che non arriva a fine mese e essere coinvolti in cose del genere perché hai all'interno quella avidità italiana che non riesci mai a lasciare da parte, perché anche il Veneto si è dimostrato essere italiano. Io speravo tanto che il Veneto continuasse a restare Veneto e non venisse toccato dalla 'ndrangheta, dalla mafia. Abbiamo visto Eraclea, abbiamo visto tantissime cose. Si parlerà sicuramente in futuro, già questa sera si è iniziato su alcune, si parlerà sicuramente di Verona, perché Verona secondo me sarà la prossima. Devo ricordare che circa 2 mesi fa, in una delle puntate in cui ero ospite, e avevo detto che probabilmente non saremo così puliti e non vorrei aspettarmi alcune sorprese anche in Regione Veneto o nel comune di Venezia. Non sono un mago, sinceramente, però guarda caso la cosa porto sfiga, la cosa è successa e mi aspetto che accadano delle altre cose ancora. Però un ultimo passaggio. Brugnaro è un imprenditore, un grosso imprenditore che ha potuto permettersi di creare Coraggio Italia, ha potuto permettersi il fatto di andare in politica, di fare quello che vuole in politica, perché quando hai i soldi puoi permettere di fare quello che vuoi. Però, vedete, voi non avete in mano questo
Questo è gente salese che sta girando in questo periodo, voglio che lo guardiate tutto quanto, è un mensile che gira a Salzano, che gira a Santa Maria di Sala, nel comune dove sono ospiti in questo periodo, e c'è la fotografia di Fragomeni che dice che è stato colpito praticamente l'ospizio fulmina Fragomeni, il sindaco fino a pochissimi mesi fa. Fragomeni è responsabile della provincia di Venezia del tesseramento di Coraggio Italia. Boraso faceva parte nella lista di Coraggio Italia di Brugnaro. Brugnaro è il fondatore di Coraggio Italia. Allora, Brugnaro, se vuoi continuare a fare il sindaco, se nessuno ti dice di metterti da parte, se non vuoi metterti da parte, continua pure, ci sarà qualcun altro che ti fermerà, oppure diventerai un eroe. Però all'interno del partito tuo Coraggio Italia che hai creato e che hai fatto, dà un momentino un po' di pulita, una ripulitina, oppure cerca di fare in maniera che non ci siano più certi personaggi, perché così non puoi andare avanti, perché queste figuracce qui e vedere un mensile che viene fuori nel territorio dove vivo io con queste fotografie e con questa persona al quale io ero anche affezionato perché la pensavo una persona onesta, sinceramente fa passare in secondo grado tutto quanto e fare star male quello che stanno patendo i veneziani, quello che sta patendo la provincia di Venezia, ma quello che con certe figuracce stiamo patendo all'interno del Veneto. Noi come Prima il Veneto siamo pronti per il 2025, proprio ve lo dico onestamente, perché avevamo anche assessori all'interno del comune, all'interno della provincia con la Zaccariotto, e ci metteremo in gara anche noi, però cercando di fare in maniera di non cadere su tranelli di questo genere, perché queste per Venezia sono vere e proprie porcherie, indipendentemente dal fatto che ci siano colpevoli o innocenti. Sarà la magistratura che farà il suo corso, io non dico niente di nessuno, problematiche zero, però un po' di amor proprio e un po' meno di avidità anche a livello veneto dovrebbe esserci da parte di tanta gente. Grazie a Paolo Pizzolato che ha ricordato giustamente che tutta l'inchiesta è partita da un esposto dell'imprenditore Claudio Vanin, su cui è subito saltato Sifrido Ranucci, che è il capo della redazione di Report. Paolo Pizzolato, sull'Europa e insomma l'Europa non dei popoli, si è detto tante volte, ma della finanza, delle lobby, è rimasta questa l'Europa? Premesso l'anti-europeismo che ho sempre dimostrato, secondo me è una vergogna la rielezione della Ursula von der Leyen. È una vergogna perché innanzitutto la persona è indagata per tutte le storie dei vaccini che sappiamo perfettamente che siamo stati costretti praticamente ad acquistarli sul suo ordine, tutti i miliardi che sono stati spesi e gettati via a causa di queste cose non ancora comprovate a livello, diciamo, di testazione sanitario. Poi è quella che ci ha portato in guerra, è quella che ci sta facendo finanziare una guerra e che ha portato l'Europa di nuovo in guerra, assolutamente. È quella che ha portato i tassi di interesse delle banche al 4,50% per combattere l'inflazione, quando questa maniera di combattere l'inflazione è la maniera più idiota che possa esserci al mondo, cioè aumento il tasso per combattere l'inflazione. Non è mai stata studiata in Europa una politica, un piano industriale per la famiglia, per le pensioni, per il lavoro, e sono andati a rivotare di nuovo questo personaggio qui, scusatemi il termine che non sono abituato a parlare così, i sinistroidi, solamente perché lei aveva promesso che avrebbe continuato con la sua cultura verde e con il fatto di fare le case green, eccetera, eccetera. Premesso che le case green, continuo a dire, visto che sono anche parente di un grosso costruttore, che continuano a parlare di cappotti attorno alle case, quando per fare i cappotti viene utilizzato il polistirolo che è plastica, per cui non capisco come si possa pensare che una casa diventa green e cambia categoria mettendoci la plastica tutta attorno, per cui la vera e propria idiozia. Ha dimostrato la cultura del non capire la Ursula von der Leyen. Sinceramente per la prima volta sono contentissimo che alcuni partiti italiani non l'abbiano votata. Poi secondo me noi pagheremo qualcosa, sinceramente lo scotto di qualche ricattucolo o cose di questo genere. Però finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di non votare un personaggio del genere. Persona ambigua, persona assolutamente che si è dimostrata disonesta nei confronti dell'Italia, perché ancora adesso sta pensando come fare in maniera di punirci perché non abbiamo fatto questo, e in tutta onestà il fatto della sua rielezione porterà altri 5 anni di scompenso e veramente di grosse problematiche a livello economico in questo paese, perché guardate che tanta gente dice ma ci ha dato tutti quanti i soldi del PNRR, continua a ribadire questa cosa, continua a dire questa cosa, guardate che i soldi del PNRR sono soldi nostri che sono tornati indietro, e quelli che non vanno a buon fine bisogna ridarli indietro all'Europa, quelli dei progetti che non vanno a buon fine bisogna restituirli, e noi probabilmente non saremo in grado di fare tutti i progetti che sono previsti e dovremo restituirli. Allora sì, lì vorrò vedere in Europa chi troverà i soldi, se Giorgetti troverà i soldi per poter restituire tutto quello che dobbiamo all'Europa. Guardate che, ve lo dico, ultimo piccolo passaggio,
Noi facevamo i mutui portando l'assicurazione sulla vita che è obbligatoria sugli immobili fino a un massimo di 67 anni, che era logicamente l'età massima per poter andare in pensione, per cui calcolavi il mutuo bene o male fino ai 67 anni, 20 anni, 30 anni, 35 anni, facevi l'assicurazione vita che costa pochissimo l'assicurazione sull'immobile fino a quell'età lì, prevedendo che a 67 anni si vada in pensione. Guardate che in banca abbiamo iniziato a fare queste assicurazioni basate sui 70 anni. Per cui guardate che in futuro ci sarà una politica pensionistica che sarà disastrosa in Italia, e tutto questo per dare sempre una mano all'Ucraina. E questo abbiamo dato 1,7 miliardi all'Ucraina fino adesso, il 1,7 miliardi manca a noi, 1,5 miliardi all'Albania, 5 miliardi e mezzo 3 mesi fa ai paesi africani, non abbiamo nemmeno i nomi dei paesi africani, e adesso abbiamo dato l'ultimo progetto, 420 milioni di euro all'Algeria per produrre prodotti agricoli e ortofrutticoli da reimportare in Italia, perché noi non ce la facciamo, che eravamo il granaio d'Europa. Lasciate che i nostri contadini lavorino, allora sì ce la facciamo, fino a quando li bruciate tutto quello tutto il lavoro loro, e che sottraete terreno agricolo ogni anno, non porteremo mai a casa nessun risultato. Questa è la fault and liar.